so è che preso dall'entusiasmo ho preparato da parlare per 118 giorni. Temo che... quindi la forma non c'è, arriverà, non la conosco, è estinta. La forma c'è, è la dal cosa. È molto interessante, è proprio una questione di fantasia. Tra l'altro le forme in cui si presenta la natura dal punto di vista matematico delle volte sono incredibili, ti lasciano esterrefatto. Ma torniamo alla natura. Ci vuole arrivare con un percorso un pochettino lungo attraverso l'arte figurativa, sperando di interessare qualcuno di voi. Allora, questo è un medaglione, insomma, che rappresenta il profilo di uno dei più grandi artisti rinascimentali di tutti i tempi, Albrecht Dürer. Questa è la statua che gli è dedicata a Norimberga, è una statua vagante, nel senso che non è mai dove l'ha lasciata la volta scorsa. Io ogni volta la trovo in un posto diverso. In questo momento, l'ultima volta che siamo stati, era dietro alla cattedrale, dove c'è un enorme parcheggio, eccetera. Ma metto lì le date senza offesa, tanto perché uno potrebbe non ricordare in questo momento. Ecco, Dürer è quel pittore che è, su questo non c'è dubbio, sappiamo tutti. Ma molti non conoscono i suoi studi sulla fisionomica. Ma voi in piedi ci state perché dovete soffrire che siete cattolici penitenti? O perché qua ci sono delle sedie? Allora i giovanotti potrebbero prendere le sedie e portarsele lì per non stare in piedi. Le signorine, se vogliono stare accanto, non... Però lì in piedi, poverini, ore e ore, provvedete. Io ho appena cominciato, Allora, gli studi di fisionomica. Cos'è la fisionomica? Lo ripeterò meglio tra poco, ma tutti lo sanno. Diciamo, è stata considerata fino a pochissimo tempo fa una scienza che ha radici antiche, ma che nell'epoca rinascimentale era molto di moda e molto studiata, sulla base della quale, lo dico alla buona, perdonatemi, le parole difficili non le so, sulla base della quale, diciamo, il profilo, il volto, la forma in cui si presenta dal punto di vista esteriore un individuo è anche la rappresentazione di come è psicologicamente e mentalmente. Per cui sulla base di studiosi celebratissimi, di cui adesso evito di dire nomi, se uno aveva l'orecchio troppo appiccicato alla guancia, o le labbra leporine, o uno sgorbio in bocca, allora doveva essere per forza un pedofilo, doveva essere per forza uno stupratore di vergini, eccetera. Quindi uno era condannato per la faccia. Oggi noi ridiamo, ma insomma quei poveretti allora non erano così allegri, visto che ha funzionato. Dürer da vicino, perché insomma questo autoritato non è niente male e varrebbe la pena vedere. Allora Dürer fece vari viaggi in Italia, tra poco vi rivelerò anche il perché. Dunque ce ne sono due assolutamente testimoniati, di cui sappiamo anche tutte le mosse, addirittura a Bologna c'è la dimostrazione palese, evidente, che è stato lì, non sappiamo esattamente in che cappella e a fare che cosa. Però lui era l'ennesimo figlio di 8 figli di una persona non molto abbiente. E quindi quando è andato dal papà a dire devo andare in Italia a fare un viaggio, il papà gli ha detto senti con tutto il cuore, però io non ho il becco di una lira, quindi devi arrangiarti tu, vedi tu. Allora lui è andato dato dal maestro e datore di lavoro, il grande Michael Folgemuth, che oggi noi abbiamo dimenticato, per forza, quando uno ha un allievo come Dürer è finita, insomma, però era un bel personaggio. E gli ha detto, senti, mi dai il permesso di andare lì? Sì, dice, per me puoi andare in Italia, dopo mi spieghi a fare che cosa, che non lo capisco, qui c'è tutto. Però come fai con i soldi? E lui ha trovato una soluzione fantastica, testimoniata delle sue biografie più accreditate, insomma, tra cui quella di Panofsky, che non lascia dubbi, insomma. Ha sposato una vecchia ereditiera. Cosa è successo durante la prima e unica notte di nozze non si sa, ma la mattina dopo lui era in viaggio per Venezia, quindi è passato anche di qua. Venezia, Padova, Mantova, Bologna, e a Bologna è diventato studente universitario. Abbiamo ancora il bigliettino delle iscrizioni con i soldi che ha pagato. Naturalmente è chiamato teatro o grano. È firmato Durero naturalmente, ma insomma c'è proprio quello che ha pagato. Folgemuth, chiesto Folgemuth, ecco qua una bella
immagine di una delle tante opere che sono allineate lungo la navata centrale della Basilica di Norimberga, dove c'è anche forse la mano di Dürer bambino, insomma. Arriva in Italia e copia, copia il pollaiolo, e sarebbe facilissimo paragonare, mi sarei venuto apposta, è venuto a studiare, cioè a copiare, Mantegna, ecco, il modo di infilare il piede della croce invece che per terra in una cosa lastricata, insomma l'ha preso da lì, non è che se lo sia inventato lui, anche loro. E questa è la sua casetta quando è tornato, ricordate il motivo per cui era diventato ricco, e quindi quando è tornato, insomma, aveva i suoi soldini. Questa è la casa ricca e bella, insomma, quindi costosa anche allora, vicinissima al castello, quindi il punto più alto della città, il punto più nobile. Perché parte? Lo dice lui. E voi direte cosa c'entra la matematica, ci stiamo tornando, tranquilli. Senza conoscenza, l'arte è un miscuglio casuale di imitazione sconsiderata, fantasia irrazionale e pratica ciecamente accettata. Ho detto da un pittore, non è male. Ma che cos'è questa conoscenza? Andiamo a vedere. Arriva a Bologna, si iscrive all'università per studiare geometria. Sente come pittore che per fare il passo avanti, per superare il maestro, per diventare qualcuno, ha bisogno di studiare geometria. Non soltanto la geometria, cioè la prospettiva, che è ovvio, ma proprio la geometria, gli elementi di Euclide, proprio la geometria. E quindi si lancia. Effettivamente, quando torna a Norimberga, non è più un ragazzino di bottega di Voldemort, è uno che, a parte che c'ha i soldi, quindi la bottega se la può aprire per conto suo, è uno che raccoglie consensi, diventa il pittore di regime, diventa il riferimento, diciamo, per tutta la Baviera. E comincia, dunque intanto studia il Vitruvio di cui sopra, e comincia a dipingere ritratti. È incredibile, vi giuro che i piedi c'erano e non c'è niente da fare. Ogni volta che lo proietto mi saltano i piedi. Adesso io vedo sguardi languidi verso. Allora, non fatevi illusioni, questi non sono corpi ritratti davvero, queste sono figure matematiche, cioè studiate a tavolino, millimetri per millimetri, con tutte le proporzioni perfette, come era tipico dell'epoca, cioè dalla fine del Medioevo, riprendendo la scuola ovviamente dell'Ellade classica, fino a tutto il Rinascimento, questa gente costruiva le figure sul piano geometrico, insomma matematico, con rapporti assolutamente perfetti, insomma studiati a tavolino. Una delle opere ovviamente non potevano citare, tutti la stavano aspettando, stavano dicendo ma la dice o non la dice, la dice o non la dice, la dico. Questa splendida melancolia, ha tanti nomi diversi, che è un po' il trionfo, insomma, della matematica. Che cosa c'è? Intanto c'è un cubutaedron truncum, lì sulla vostra sinistra, che è uno, diciamo, dei solidi studiati all'epoca. Uno dei problemi era trovare lo sviluppo piano del cubutaedron truncum, e lui lo fa nei suoi libri, perché poi scriverà anche dei libri di geometria, ovviamente, dopo essere stato studente a Bologna, come minimo scriveva libri di geometria. E poi dopo qui abbiamo una riga, un compasso, una sfera, c'è anche una pialla nei piedi lì che, grazie a Dio, oggi in matematica non si usa più, se no saremmo tutti nei guai. E poi, come già tutti stanno aspettando, c'è questo schema di numeri che vedete lì, o che forse non vedete perché è troppo piccolo, ma io nella mia generosità di espositore vi faccio vedere più grande. Ecco, questi tutti lo sanno, quindi non sto a perdere tempo. È un quadrato magico di ordine 4, ma di quelli proprio classici, con i numeri da 1 a 16. Cosa vuol dire quadrato magico? Lo sanno tutti, ma io lo dico più per me stesso che per voi. La somma di tutti i numeri in orizzontale, verticale e in diagonale è costante, sempre la stessa. Qui in più c'è anche il fatto che i 4 numerini ai vertici, anche loro danno la stessa. C'è chi li chiama diabolici, hanno 1000 nomi, non c'è mai stata una nomenclatura definitiva in matematica. E c'è ancora di più. C'è di più che i numerini qua giù in basso, il 15 e 14, se letti di seguito, danno la data in cui è stata realizzata quest'opera. Allora, quadrato magico, con un'informazione interessante, a questo punto non banale. Tornando agli insegnanti elementari presenti in aula che non ne
possono più dei genitori che vengono ogni tanto a rompere le balle. Consiglio come compito a casa di dare ai bambini un quadrato magico di ordine 7, però scelto in modo tale che i numeri in basso diano l'anno di nascita di Garibaldi e vedere che cosa succede nei pomeriggi a casa. Vi assicuro che non è affatto facile. Già che ci siamo sui quadrati magici, che sono un oggetto matematico apparentemente semplice, ma insomma su cui si può ragionare, si potrebbe ragionare dal punto di vista matematico, ha interessato non soltanto lui come artista, ma tanti artisti. Questo è il famoso Ceroli, uno dei più grandi scultori italiani, diciamo, contemporanei. Questo è un quadrato magico intagliato su legno 3x3. Ma poi c'è il quadrato magico che tutti si aspettano, conoscono, sono a Barcellona, entra nella Sagrada Famiglia, comincia a girare un po', naturalmente ha accanto a sé una guida di quelli che illustrano tutte le bellezze architettoniche, le catenarie, visto che noi siamo matematici, ne cominceranno a dire un mucchio, e tra un po' sarà la più grande basilica del mondo. Questo è l'ideatore di questa grande basilica, stanno tentando di farlo santo da quanto è morto, 1926, qui il santo subito non funziona, auguriamogli, poveretto, che entro il 2026 ce la faccia, ma temo che ormai non ce la faccia più. La basilica a metà più o meno è stata già, come sapete, inaugurata basilisticamente da Papa recentemente, e questa è l'immagine. È impossibile trovarla senza delle gru, perché dovunque te vai trovi delle gru, ma quando tu giri attorno, sapete che nel frattempo è stata arricchita non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche da un punto di vista più artistico, ecco che trovi delle statue. E allora la persona che vi accompagna vi farà il lungo racconto di questi due personaggi, questo alto e questo più piccolo che gli dà un bacio sulla guancia, tutti sanno il perché, ma a quel punto uno dice: guarda di dietro che cosa c'è. Ed ecco che appare che è proprio magico. Dobbiamo capire che cosa vuol dire magico, perché è vero che è un quadrato 4x4, è vero che ci sono 16 numeri, ma basta buttare l'occhio per vedere che ci sono 2 numeri ripetuti e 2 mancano, quindi c'è il 14, il 10, insomma è un po' stravagante. Anche questo ha la somma dei vertici che fa la costante magica, e però non è un quadrato magico in senso proprio matematico puro, insomma. Qui l'artista ci ha lavorato un po' sopra e uno dice: ma perché ha fatto questa cosa? Basta andare a fare la somma. Se fai la somma te ti rendi conto che la cosiddetta costante magica è 33 e tutti noi sappiamo che è 33 e non importa che lo dica perché tanto lo sapete. Allora questa è una cosa bellina sul piano matematico, vedete? Non è vero che le leggi, gli obblighi, le regole della matematica siano eterne e inamovibili. Anzi, il bello è conoscere per poterle sfruttare secondo il tuo bisogno. Cioè, tu lo sai benissimo cos'è il quadrato magico, ma trovalo te un quadrato magico che abbia costante 33. Non ci può essere. Allora io prendo un quadrato magico di ordine 4, lo rielaboro, non è più magico, non importa nulla, lo definisco io. Capito? C'è questa libertà del matematico, come dicevano i grandi matematici alla fine del XIX secolo, che consiste proprio in questo. Tanto sono io che rischio, io te lo dico, per me si dice quadrato magico quando è fatto così, però almeno c'ho il mio 33. I bimbi a scuola, specialmente quelli più avanzati, insomma di scuola superiore, sono convinti che in matematica non si possa toccare nulla, si deve fare. L'insegnante ti dice quello che devi fare, te che te ne importa, tu lo fai. E buonanotte, basta far così, io lo faccio proprio. Perché apre? Ho 2 episodi a questo punto. Uno bellissimo di un bimbo di 8 anni che mi corre incontro e mi dice: Bruno, le frazioni possono essere proprie, improprie e apparenti. Ciò che dice, ero loro. Ma poi ho avuto la pessima idea di chiedere che cosa vuol dire, e lui mi ha detto: oh. Per lui era finita lì, la maestra era contenta, capito? E l'altra invece è quella che ho raccontato oggi pomeriggio, o l'ho raccontata lei, non mi ricordo più, la divisione tra frazioni. Oh, non c'è nessuno al mondo che non sappia come si fa. Prendi la prima frazione e la moltiplichi per l'inverso, lo sanno tutti, ma guarda a chiedere il perché.
Provatelo voi a chiedere in confessione al prete, perché? Scusi, ma perché si fa così? Regole, ecco, nessuno lo sa, è incredibile. Allora invece il bello della matematica è darsi spiegazioni di tutto, perché tutto ha una ragione logica, tutto, e quando la cosa non ti piace te la cambi tu, basta che sia coerente, basta che funzioni, basta che dia il risultato che tu stavi attendendo. E quindi qui il nostro amico si è lanciato e ha fatto veramente una cosa strepitosa, soprattutto perché ci permette di parlarne stasera. Lui si mette a studiare prospettiva, certo nel Rinascimento Dürer cosa può studiare? Prospettiva, inventa macchine prospettiche che non funzionano neanche morte, però ti danno l'idea di che cos'è una prospettiva. Non sto a perdere tempo, tanto lo sapete tutti. Risolve il problema dei fratelli Lorenzetti. I fratelli Lorenzetti, quelli famosi, insomma, che si vedono a Siena, no? E avevano lanciato il problema di dare una regola matematica per rappresentare prospetticamente un pavimento con le mattonelle quadrate. Sa, questa bella soluzione, molto intelligente, molto bellina, molto carina. Non mi ricordo che cosa ho messo qua adesso, ecco qua. E poi finalmente arriviamo a quello che vi dicevo, non vi sarete persi, la fisionomica. Prima di arrivare alla fisionomica studio una specie di geometria del corpo umano, non è mica il primo, perché tutti i rinascimentali, anzi dalla fine del Medioevo avevano cominciato. Leon Battista Alberti aveva addirittura inventato degli strumenti per misurare le fattezze del corpo umano. Non so perché scegliesse sempre belle giovani fanciulle per fare gli esperimenti, ma beato lui. Però, diciamo, era una cosa molto diffusa a quei tempi. Ma ecco invece come nasce Dürer. Se voi passate per la strada e vedete queste immagini, io scommetto che vi viene in mente Asimov, non Dürer. E invece comincia così, le fattezze del corpo umano come geometrie elementari. Guardate questo qui, se non sembra un robot fantascientifico di un qualche autore. Lui ha una grande idea, costruisce un reticolo uniforme. Cos'è un reticolo uniforme? Sento chi chiede alla platea. E io dirò grazie di questa domanda che mi permette di entrare in dettagli. Non volevo dirlo, ma visto che c'è questa massiccia richiesta, lo dirò. Tu prendi un foglio e poi lo quadretti in maniera regolare, un bel foglio quadrettato. Poi prendi il profilo di qualcuno e poi ce lo schiaffi sopra il profilo. Ok? E questo è il profilo. Adesso tu prendi il foglio, facciamo finta che sia un foglio deformabile, che non sia di carta, un foglio di gomma, per esempio, e lo sottoponi a trasformazioni geometriche. Possono essere trasformazioni, lo allarghi, lo allunghi, lo riempi, il foglio, insomma, e lo modifichi. Naturalmente il profilo cambia molto, insomma, immaginatevi, prendete un personaggio che volete voi, il primo che vi viene in mente, io non so perché Silvio, lo prendete, lo mettete lì e poi dopo e fino a che non viene fuori qualche cosa d'altro. Allora la proposta sua è che così come io posso farlo geometricamente sul foglio reticolo uniforme, così fa la natura. La natura agisce sugli individui, ma non sulle fattezze, sugli individui internamente, con una modalità geometrica. Siamo passati da una geometria delle forme a una geometria, lasciatemi dire per gioco, delle sostanze. Le persone sono fatte a seconda di come la geometria delle trasformazioni, per colpo della natura, le ha modificate. Potrebbero essere tutte uguali, tutte belle, eleganti, pettinate. No. Allora lui comincia a fare degli esperimenti fatti così. Prende questi 4 personaggi, notate le fattezze, notate come cambiano a seconda di come io giro, lo fa anche proprio su fogli quadrettati, tra poco ve lo faccio vedere meglio, e diciamo che nessuno si è spinto così lontano, da arrivare a ipotizzare, pensate, una geometria della psiche umana, è incredibile, giocata sulle trasformazioni. E lui scrive un trattato che è citato bene da Galileo e da Kepler, quindi scusate se è poco, poi vi risparmio queste cose qua. Ora, questa idea di Dürer, fatta da un artista nel Rinascimento, tutti noi la troviamo divertente e diciamo vabbè, bravo, si è divertito. Ma rimaniamo un po' perplessi di fronte a questa immagine.
nella quale la prima orizzontale ce l'ho messa io e l'ho presa da Dürer, ma le immagini sotto sono, e adesso è una bella sorpresa, del più grande naturalista di tutti i tempi, D'Arcy Thompson. Guardate le date, 1948, sto parlando di ieri l'altro, insomma. Cioè questo qui a distanza di secoli ha avuto la stessa idea. Lui prende il carapace di un granchio, la forma, lo schiaffa di su, fa una trasformazione geometrica e trova il carapace di un altro granchio. Prende l'impronta di un... che sarà questo qua? Di una mucca, non lo so, e la modifica e viene fuori quella del dromedario. Prende il pesce palla, lo trasforma e diventa una sardina. E allora l'idea base è che sotto ci sia la geometria che elabora la natura attraverso trasformazioni geometriche. In Dürer, artista, ci sembra uno scherzo, un gioco da artista pseudoscienziato, ma questo è D'Arcy Thompson. E il ragionamento è lo stesso. Se voi andate a prendere, tra l'altro esiste in italiano il suo libro più famoso, non so se vi ricordate quando la Bollati Boriglieri si chiamava solo Boriglieri e aveva quei libricini neri, l'enciclopedia scientifica, era una cosa deliziosa, e lì c'è uno proprio di D'Arcy Thompson, dove spiega proprio l'evoluzione delle forme in geometria della natura. Quindi questo è diventato strafamoso studiando animali completamente diversi e vedendo che tipo di trasformazioni geometriche la natura fa per passare dall'uno all'altro. Stesso discorso. Prendo il foglio a quadretti, ci sbatto sopra il profilo del mio rettore, magnifico, io gli dico sempre sarai carino, ma magnifico, no? Lo trasformo e viene fuori un altro. Allora la natura ci ha già pensato a questa trasformazione. Oppure viene fuori un essere che non ho mai visto, o è esistito, è estinto, arriverà, oppure più fantasia nella geometria, più fantasia nella natura. Vedete che è vero il discorso, dobbiamo pensarci e ognuno di noi darà la sua risposta.